Eccoci qua, eccoci qua. E adesso andiamo anche con le operazioni preliminari, perché senza operazioni preliminari non è Cuba. E siamo tornati in live dopo un po' di riposo veneziano. Ci voleva. Ci voleva, che fosse stato anche il mio compleanno e un po' di cosette. Ciao Terence, Rocco, Francone, Amedeo, Jacopo, David Beckham, Rocco Barocco, eccolo qua, Alexandro. Sì, ragazzi, ho festeggiato il mio compleanno, mi sono riposato, anniversario, San Valentino, Carnevale. Potete trovare tutto su Instagram che mi sono vestito da Darth Vader. Allora, operazioni preliminari. E mi ricordo, e mi ricordo, e mi ricordo. Allora, aspetta one moment. Le operazioni preliminari del Cume sono qualcosa che va al di là. Ok, ciao. Ed è che ci siamo. Sì, sì, Cataclysman. Ecco Miki. Ciao Manuel Giordano. Ecco Mencarelli. C'è un po' di gente in lista. Miki, c'è un po' di gente in lista. Che poi dopo che non gioco, dopo dovrò farmi mente locale su tutta quanta la lista. Ok. Scriviamo un attimo qua. Ok, allora. Ok. Ecco Eyman. Ecco Eyman, ecco Eyman. Francone, Borgia, Bartolucci. Ecco, il crollo di Miki, il crollo michiano. Esiste anche il crollo michiano. Ma perché, Miki, non essere così? Ci sarà anche il tuo turno. Solo che ci sono tanta gente che viene veramente a ogni diretta. Cioè, ma poi insomma aspettando di entrare su PS18 anche, comunque, cercando di collegare le serie perfettamente come solo Ayman sa fare, lui e il suo culetto. Ciao Peri, oh è tornato Peri, signori, dopo 32 anni, 8 mesi, 15 giorni torna Peri. Gigi Palla, il presidente, da quello che ho capito, ha avuto delle difficoltà familiari, quindi non so se ci sarà onestamente, però lo aspettiamo con ansia e diamo una bocca al lupo al nostro presidente che non è in un gran momento, povero Presi. Un abbraccio al nostro Api. Vabbè, direi di cominciare subito perché voglio rigiocare. Rifiuto tutto. Ecco Peri, Peri, il buon Peri. Veneziano Bode e Terence. Ricordo che c'è, ecco Michelotto, ecco Zincaro. Ricordiamo che c'è la puntata di Terence su Paul Heyman Guy Channel dove racconta la storia di un uomo che prima dalla bamba è passato al mondo del calcio. Viva Terence! Ok, ragazzi, eccolo qua. No, Mito parla di Terence, il suo compagno di squadra. Idolo. L'effetto idolo, che bello, che bell'uomo che è Terence, però, ragazzi. Ciao Nicolò Favini. Venezia e Fiorentina, siamo i primi della classe, siamo in testa alla corsa. Il Venezia al secondo posto, non lo so. Ma non si può vedere la Russia perché non c'è il campionato russo. Veneziano comunque capocannoniere. Tutto molto regolare. Serie A team, partita da vincere. Siamo. No, bara ma porca puttana. Cominciamo di merda la live. Con un errore. Aspetta, non possiamo fare così. Non possiamo fare così. A sto punto la riavviamo perché non mi piace giocare così. Ma vaffanculo. Un bel modo di iniziare la live. È crashato internet a Guy. Il crollo di Guy. Il crollo gaione. Allora. E il putre.
Allora, andiamo. Ecco, Daniel Andrew Mayweather il Duca sempre più porco, il porco Duca, il Duca porco. Giangrosso è squalificato, allora Pintus è abbastanza morto, mettiamo Alamos, Bartolucci e Piccella, però c'è un Zincaro che è messo bene. Ok, Guy non è sempre nei suoi momenti migliori, però dobbiamo tenerlo. Alice Beck e Terence, possiamo anche tenere questa per il momento. Ok, il body in forma. C'è stato un crollo di Francone, c'è però il Francone è uno dei momenti più brutti della sua vita, Francone. Ciao Sidoti. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Siamo primi ragazzi, siamo usciti dalla Champions League, siamo in Europa League, però siamo primi in classifica, il sogno campionato è possibile, ma solo con voi. Il rumeno, per Poleman Gai, subito comincia male Gai, ma dopo ritorna Gai, viva Gai. Comunque grazie, ho giocato a PES 18, devo dire che la grafica veramente è tanta roba in confronto a questa, cioè quando giocheremo su PES 18 vedremo una grossa differenza anche nella creazione di personaggi, Bartolucci, il bel Barto. Subito cross di Bartolucci, mamma mia, Dravkowski la para. Ma nessuno è riuscito ad arrivare. Dai ragazzi, sopra concentrazione, basta pensare a palla nudo. Perché è un bell'uomo palla nudo, però. Attenzione al bode, armate le bode, armate le bode. Opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Attenzione. La Fiorentina ha avuto una settimana Occhio ragazzi. Sì, io credo che l'allenatore debba lo so, ma ancora non si può fare la stagione perché ci sono ancora delle carenze importanti purtroppo. Sto cercando la che Smoke è messa anche bene, però sto cercando anche altro. Se tu Emman vuoi trovare il patch come il solito, chiaramente però non devi disconcentrarti dal gioco perché siamo primi in classifica, ricordo, puoi farlo. Emman può fare tutto. Emman Guy. Peccato. Alamos! Mamma mia, dai, parlate veloce concentrazione, Attenzione, Schettino. Schettino in campo, Gervasi, Rodolfo. Per Alamos. Alamos per il rumeno, perfetto, delizioso il rumeno. Veneziano, boom! E si abbracciano il rumeno e il veneziano, 1-0. Boom boom. Colpito bene, con perfetta coordinazione. Ho provato solo la smoke, vecchio. Grazie, Eman, grazie. E subito Agi fa un grande assist e Veneziano colpisce. E un solo grido si alzerà. Un abbraccio per Apicella. Attenzione Guy! Comunque ricapitoliamo, le ultime live è finita con best save Apicella, best fail Guy, best assist Guy, best goal Cue. Veneziano, mamma mia, quindi correggetemi se sbaglio. Dovrà fare attenzione Cartellini oggi, visto che ha già rimediato un'espulsione nella scorsa partita. Avere un altro titolare in tribuna, causa squalifica, sarebbe un guaio per l'allenatore. Stai zitto, Caressa, che hai le palle come il culo. Cristiano Biraghi. Guy, bravissimo Guy. Il piccolo Guy sta tornando. Segnali di risveglio per il piccolo Guy. Lancio lungo del portiere. Oh, ecco Tognin, la fogna è tornata, che non è più tanto fogna quest'anno, belle prestazioni. Provano a partire in velocità. Prova il filtrato. Attenzione ancora per il Cume spettacolo. Vabbè, tanto i falli non ce li danno mai i rigori. Correggetemi però, La questione Alamos qual è? E comunque voglio capire se sono giusti come ho detto, i best di quest'anno. Cioè con Guy, miglior fail e miglior assist, veneziano miglior gol. MVP veneziano, salvataggio Apicella. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Cotrone, attenzione no! Alexandru. Prova la giocata nello spazio. Attenzione, bellissimo, passo per veneziano. Se ne va. Grazie Ayman, veneziano. Prova il cross che se non è il suo pane, attenzione Guy! Mamma mia, ci sono magari di testa ragazzi. Erano cazzi in 59 stati. Sì, raga, era il Cume si è un po' riposato. Un po' festeggiato il Cume. Il portiere la calcia lontano.
Ringraziamo sempre il rumeno per la perfezione nel fare i best assist, best goal e best tutto. Bode, boom! Veneziano, ancora, incredibile fallo però, boh, vabbè. Va bene. Lancio lungo del portiere. Attenzione presidente, bellissimo per Veneziano. Veneziano al Bode. Il Bode lo dà a Terence, effetto serra, mamma mia, non un passaggio meraviglioso. Allontana la palla. Terence. Palla al centro. Bellissimo, mamma mia, il cum, giocata strepitosa del Venezia, stiamo giocando un bel calcio. Ecco l'Arcangelo, ecco l'Arcangelo, ecco l'Arcangelo. Oggi ne approfittiamo ragazzi per festeggiare con un po' di ritardo il mai comple. Tutti insieme. Mamma mia. Il tiro era potente. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. 30 anni per il cume ragazzi, che sono come i centimetri del nasino del cume. Gai. Veneziano. La boss. Peccato. Ecco Uguccioni. Ecco Uguccioni, il porco di Uguccioni. Non è stata una brutta conclusione, ma da quella distanza Gai. le probabilità di segnare sono meno di 0. Stiamo giocando bene, ma sento la squadra un po' distratta. Voglio Api in live. Api mi ha scritto a me in privato che è un momento un po' difficile della sua vita. No, sto scherzando ragazzi, ho avuto un problema familiare che non voglio dire perché al massimo lo può dire lui e quindi non può tanto collegarsi. Le ho chiesto se oggi voleva fare un saluto, non mi ha risposto. Un abbraccio ad Api. Occhio ragazzi, bravo Api. Come se fossero ancora sullo 0-0. Terence. Gai. Veneziano. Veneziano può far tutto il cume. Peccato. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. C'è mancato poco per trovare ancora il gol. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Rodolfo. Cross. No. Roba nostra, bravo Mito. Avrebbe potuto concludere meglio qui. Sì, sicuramente. Attenzione Gai, Poleman Gai se ne va, Può far tutto Gai, peccato, bravo Gai però, bravo Eyman. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa. Attenzione, la protesta di Chopin per Alessandro, il rumeno, il nostro rumenone, il nostro rumeno. Contro una delle squadre più forti del torneo. Terence. Dalla zona rossa. Prova a saltare la zona comunista, la zona rossa, evitiamola. Può andare alla conclusione. Attenzione ragazzi, concentriamoci perché vedo la squadra un po' assente, bravissimo Api. Palla in avanti verso il compagno. Badel. Cerca di lanciare il compagno. Simeone, ai, Sime, mamma mia, bravo Mito. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Ha dimostrato una grande visione di gioco, un passaggio fatto con il contagiri. Bravo Mito. Fuori dei cambi però, Esce un Bode un po' spento, entra Francone, l'uomo che deve svegliarsi, l'uomo che non esiste, un uomo morto. Mettiamo il Duca per Terence, che se lo merita. E mettiamo l'Arcangelo, stagione un po' così. Auguri grazie Arcangelo, grazie. Inizia la porcaggine dell'Arcangelo. Che fatalità entra in campo anche adesso. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. Palla larga in profondità. Occhio ragazzi, concentrazione però vi prego raga. Zincaro per Terence, per Gai, per Alessandro. Cerca spazio. Veneziano per Alessandro, bellissimo, questa stazione scoppiettante. Il rumeno vuole un altro assist. Tiro del rumeno, mamma mia. Grazie ragazzi. Ecco Darkstar, ecco Dark, l'uomo che odia il sole e che ama le profondità delle vagine umane. L'Arcangelo prova un bel cross. Bartolucci. Occhio raga, ma perché?
Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Bravo Sì, Barto. Luca, l'ho notato anch'io. Bartolucci. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per Ma non c'è favorire gli Francone. inserimenti al centro. Non c'è Per Francone cercare oggi. di mettere palloni pericolosi in mezzo. Che passa. Zincaro. Prova un traversone dalla tre quarti. Francone Tocco prova a rapido. lanciare il Cume, peccato. Respinta della difesa. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica. Non ce la possiamo. vanno Seyman affrontate trova una decisamente patch. Finito meglio. questa stagione potremo anche cominciare PES 18. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a metterlo in No, mezzo. mi piacerebbe cominciare da campioni La d'Italia, Fiorentina cazzo, ha speriamo. cercato l'azione Oddio, che manovrata, cagata. non sono arrivati in porta e alla fine è solo questo che conta. Buona Zincaro, la pressione Zincaro. del piede. Prova la giocata nello spazio. Francone c'è. Daniel, il Duca. Ah, peccato, per quella partita non bellissima, eh. Il gol del Cume all'inizio ha un po' salvato la baracca, ma c'è bisogno dello zoccolo duro, quello di una Prova a volta, quello giocarla vecchio, quello dentro porco. dalla distanza. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Sulla destra. Peccato. Badeli. Sì, Badelli, chi Cerca cazzo di è sfruttare Badelli? lo spazio sulla fascia. Bravo Bartolucci, ottima partita di Bartolucci Effettua un oggi. cross dalla tre quarti. L'arcangelo bianco deve ancora, come si dice, Venezia nascere la lancia, deve aspetta ancora solo il triplice elevarsi. dell'arbitro. Vuole la profondità. Vuole il No, ah, no, adesso! Qui c'è il tiro. Cosa ha preso Mito per me da best? Mamma mia, che ha preso Mito. Che ha preso Mito. E il portiere la fa sua. L'arcangelo per Alamos è finita, per piacere, andiamo a casa. E finisce 1-0, meno male. Una grande compattezza 1-0, ma difensiva, veramente nessuno spirito sofferta. davanti. Partita Questo pensavo è in stato discesa dopo il vincere la gol partita. subito, Una e vittoria invece risicata, non del tutto l'abbiamo convincente sofferta, ma sul l'importante è piano portare i del 3 gioco, punti. ma Come dice sempre il nostro comunque presidente, molto anche i 3 punti sono importanti. Cioè, anche vincere 1-0 è importante. La classifica ci vede al comando con un punto sulla Lazio del porco di Mencarelli. Con il geometra. La Juve terza, il Roma quarta, si fa pesante il distacco accumulato dall'Inter. Ok. Adesso c'è Team Cats che anche il terzo turno, ragazzi, sarà fatto simulato. Dal prossimo andiamo avanti, perché abbiamo vinto la Team Cats, è una coppa che a me non me ne frega un cazzo, nel senso, dopo il terzo turno cominciamo a giocarla. Chiaramente se la perdiamo l'andata, se perdiamo l'andata proviamo a giocarcela al ritorno, questo è chiaro. Salta l'incontro, Venezia 2-0, perfetto, bene. Sì, io fino al terzo turno lascio giocare loro, mi interessa. Coppa Italia è una coppa molto minore che abbiamo anche già vinta, quindi non sono tranquillo. Fino al terzo turno, poi la giocheremo sempre. Incredibile il Menca, un uomo dal pene curioso, sta conquistando l'Olimpico. Sì, il buon trasferito, ma cosa. Salta l'incontro, cerchiamo di non perdere 3-0, grazie. Vinciamo 4-0, buono. Bene, adesso sono i quarti, sarà Venezia contro Milan, sarà una bellissima partita anche, vai. Giocatore dell'anno, se vince Veneziano non lo so. Se vince Veneziano non lo so. No, se vince Cristiano Ronaldo purtroppo. Ecco Alessandro Greco, il porco di Greco. Un altro porco. Peccato. La Picella 88. Ok, raga, ok. Andiamo per il campionato, partita importante, sono tutte importanti adesso per il campionato. Ok, abbiamo il Bode non un po' più in forma, mettiamo Barocco. Alamos è in un buon momento, anche Mito invece è morto, la morte di un uomo. Giangrosso molto bene, anche Darkstar. Sidoti, diamo un po' di però Bartolucci ha giocato poco, dai. Ha giocato poco Bartolucci. Manga, Alexandro, il resto c'è. Siamo anche in forma. Perfetto. Dovremmo vincerla bene questa, eh? Un
caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel del dispositivo. Non so se posso vedere ancora il podio, se posso guardarlo, dopo lo guardiamo. Dai, lasciamo la concentrazione, ragazzi, voglio lo scudo. Per il nostro api, cazzo. Terence, siamo tutti straforma, dovremmo farcela. Veneziano, peccato. Sbroglia la situazione. Eccolo qua, Barocchino. Michelotto. E il portiere la fa sua. Comunque ragazzi vi ringrazio per le donazioni e tutto quanto, sono arrivati diciamo i soldini del mese di dicembre e vi ringrazio tanto, insomma, cioè, sto pensando come investirli su che gioco, avevo pensato al gioco delle Olimpiadi, ma farà cagare Stip fatto così, cioè non è il gioco delle Olimpiadi, sto pensando, però adesso vedremo, valuteremo bene. Terence! E se volete consigliarmi anche qualche gioco veramente figo, volentieri, perché comunque voglio investirli su cose del canale, chiaramente. Dai ragazzi, concentrazione, però vedo la squadra che è troppo sicura. Vedo i ragazzi che commentano cose un po' porche. Il Bologna è a secco di vittoria in trasferta da 5 partite. Dai raga, dai. Oggi riuscirà finalmente a invertire la tendenza. Può andare alla conclusione. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Cercano un modo, ottiene un buon calcio di punizione. Lo so, ma purtroppo nei giochi delle Olimpiadi non li fanno più. Troppa potenza. Purtroppo non li fanno queste Olimpiadi qua, non lo seguite pochissimo, perché come cazzo fai a fare le Olimpiadi in Corea, non lo so. Cioè, proprio una roba che non capisco, merda. È riuscito a passare. Mamma mia, che rischio. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. Ecco un ottimo esempio di abbiamo rischiato un po' troppo per i miei dalla gusti, difesa all'attacco. Il pressing alto a volte può portare a Grizzly. occasioni come questa. Alamos. Alexandru. Alexandru qua fa un passaggio un po' così. Destro. Non stiamo giocando bene Terence dalla grinta, giustamente. Gai. Alamos. Veneziano. No, Veneziano, un passaggio pietoso. Attenzione Barocco, Barocchino, Barocchino! No, Barocco, madonna. Il tuo trisavolo, Barocchino, che brutto errore. Con il contagiri. Perfetto, davvero. Raga, un altro consiglio, volevo cambiare monitor, cioè passare da un Full HD a una risoluzione maggiore, va a rompermi i coglioni tantissimo sulle prestazioni. E visto che volevo prendere un Asus, se qualcuno è esperto di monitor, se vuole darmi qualche consiglio, è ben accetto. Grazie. Adesso pensiamo alla partita, quando volete scrivetemi. Cerca la profondità. Bellissimo, che azione il rumeno, Barocco. No, che errore del Veneziano. No, no, dai. Ciao pirotecnica Cobra. Barocco deve riscattare un errore scandaloso. Barocco per Veneziano, male. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva. Barocco, dai, Barocco, dai, Barocco. Così precisa è difficile non Barocco, in difficoltà Barocco. L'arbitro non ha dubbi. Ma ci vuole provare Gai, queste sono le pazzie di Gai. Calcio di punizione dal limite. Peccato. Barocco, Barocco, ma... Sì, vabbè, Barocco, però ragazzi, se non può drogarsi in campo, dai, cioè... Mamma mia, che disastro, Barocco. Alamos. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Ottimo intervento. Roba nostra, siamo un po' in difficoltà. Barocco, fuori gioco. E no, niente, è finito in fuorigioco. Grande micro. Fallo, scandaloso, fallo non fischiato, veramente. Grande Charmi, siamo in difficoltà. Siamo in difficoltà.
Ok, Barocco, sì, concordo che te l'hai levato comunque. Indegno Barocco oggi, veramente. Cioè. C'è il colpo di No! testa. Mamma mia, Un'ottima che opportunità che errore. poteva anche portare a gol. Il portiere è rimasto immobile, ma per sua Scusate un fortuna il tiro attimo. era fuori bersaglio. Un messaggio strano sul telefono. Scusate un attimo, ragazzi. One moment. No, non preoccupatevi ragazzi, volevo solo capire una cosa perché quando arrivano messaggi così controllo dal computer, chiaramente non dai link che mi danno. No, per altro il messaggio delle poste, dei movimenti strani, ma non mi sembra un messaggio di quelli fake, perché è scritto bene, però cioè, non vedo un cazzo qua né sulla carta né sul PayPal, quindi cioè, non mi hanno bloccato niente. Vedi che sono stronzi, però ormai li copiano perfetti, Dio Cristo. Beh, no, non sono morto, solo il pene un po' curioso. Ok, andiamo. Cerca spazio. Bell'intervento e l'arbitro dice che non è No, fallo. no, ma ragazzi, no, chiaramente non clicco dalla mail. Però è fatta perfetta stavolta. Raga, dobbiamo svegliarci però, Uguccioni, ci sarà spazio, ma sto pensando anche a PES 18, quindi ci saranno delle modalità diverse perché creerò tanta gente, però non tutti li comprerò, sarà un po' diversa la È faccenda. stato un brivido per la squadra, ma si è fatto Certi trovare non li solo creo un perché piccolo certi non li ho anticipo. proprio più visti, quindi oppure li creo ma li metto così, Breve vedremo passaggio. insomma. Prova la giocata nello spazio. Attenzione Vicino in Terence, ottima posizione. Terence. Se ne va. Sì, ti viene fuori la raccomandata digitale, robe così, cioè. Attenzione! Oh! No! Ma dai! Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Ci è andato molto vicino, un tiro ottimo. Non è andato lontano dalla rete. È un giocatore che si rivela Ah, pericoloso Dio ogni santo. volta che tocca il pallone. Ciao Borgia. Gai. Partita giocata non bene. Terence non ce la fa a prenderla purtroppo. E Bartolucci se ne va. Bartolucci la dà a Terence. E ci Sono primo finiti i tempo. primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Hanno creato tante occasioni ma senza approfittarne. Certo, Devono Dark ci sarà assolutamente sempre. aggiustare la mira. 0-0 Esce dopo la un fine di questo primo tempo, speriamo che il vergognoso secondo ci offra qualcosa di più, Barocco che francamente. per un po', anche se in forma, non vedrà il campo, questo è chiaro. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Il Venezia ha fatto la partita, ha avuto più Dai, occasioni, raga, sta dai, giocando anche in modo piccolo migliore. Gai, quest'anno Certo, veramente se la stagione situazione di deludentissima parità non si rispetto alla sblocca, super stagione potrebbe dell'anno iniziare scorso. ad innervosirsi e a perdere L'orso la Grizzly, vai concentrazione. Deve Grizzly. continuare a spingere e portarsi Ah, subito in peccato. vantaggio. Ah, neanche nostra, va bene. L'azione si stava facendo pericolosa. Attenzione, ha preso Gai. bene il tempo e si è messo in mezzo. Pallone Gai ci morbido, prova, ma non riesce. Vediamo Francone, va anche lui, un altro dormiglione, non sta facendo niente per il momento. Dai Francone, riscattati subito, Franz. Attenti al tiro. Francone la regala a Miranda. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile.
Sì, volendo si possono fare anche 6 mesi, sì. Lungo passaggio in Però non mi piace a me tanto. Però se chiedi il prestito te lo concedo. Bartolucci. sulla sinistra, ora cosa succederà? Bartolucci. Bartolucci. Francone è proprio una cosa difficile. Il rumeno e pecca. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagava. Dai, Guy. Dai, Guy. Cioccolatino, Guy. Willy Wonka per Terence. No! Che miracolo su Terence. Non ci credo. Guy. Michelotto Mauri! Non ci credo, non vuole entrare, non vuole entrare. Non vuole entrare. Non vuole entrare, scusate. Peccato per lui, il tentativo era ottimo. Porca miseria. Hanno ottenuto un fallo laterale. Incredibile, non riusciamo a segnare, ragazzi. Si trova in una situazione delicata. Francone bruttissimo qua, Francone. Vuole imitare Barocco. Rosso! Ma dai però, ma dai. Mamma mia, appena entrato. Delusione sia Francone che Barocco. È brutto, sì. Troppa foga di Francone. Attenzione, Francone esce, si incazza anche col mister. E Veneziano li fa come per dire: ma che cazzo vuoi? Cioè, Francone ha fatto un errore scandaloso, Errore di Francone. Niente gol finora. Niente da fare, se non c'è il Cume in attacco. Ma grande Michelotto, di cuore bisogna vincerla questa. Michelotto! Oh! E Rosso! Mamma mia, Rosso che subito per il Bologna. Che partita! Il Bologna dovrà affrontare il resto della partita in 10. Mamma, bravo Michelotto, si è preso un'espulsione. È migliorato tantissimo nelle ultime settimane. Mamma mia, che match adesso, cattivissimo Alamos. Per Alexandro non ci arriva. Alexandro oggi meno del solito. E proviamo a mettere il nostro Yoga Bonito preferito, l'uomo che finalmente si è un attimo riscattato. Dopo anche Terence non mi è piaciuto moltissimo. E vai di Duca, che non sono i capelli, Ducavelli. Veneziano Bomber. Ed esce anche un Guy non convincente. Canistra quest'anno anche lui è morto. Vedete quartisti disastrosi quest'anno. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. C'è un doppio cambio. Dai ragazzi, però adesso, cioè, dai cazzo, dai! Non possiamo in casa con il Bologna perdere 2 punti. Ecco, traffico, se approcciamo in un momento che stiamo, insomma, un po' importante. Non si può vaneggiare adesso, traffico. Però tu avrai un posto speciale su PES 18, traffico. Il Duca capitano ci sta, il Duca capitano, perché il Duca è l'unico giocatore che quando entra fa sempre il suo. Le la lascio la fascia. Un piccolo onore per il Duca, che se lo merita, cazzo. È un uomo che non rompe mai le palle. Brava persona, e quando entra fa cacao sempre. Vai Duca. Bisogna vincerla però, Veneziano. Tognin. Alex Beck, prova un tiro difficile, però dai, almeno ha fatto qualcosa. Un'autentica parata d'istinto questa. Tutto adesso, ragazzi. Guy. Dai, prima di uscire, madonna, Guy, non devo sentire Guy cosa ne pensa della sua stagione, che fino adesso è qualcosa di deprimente. Cioè... boh. Bravo, ah no, questa è palla però, dai. Questa è palla e non Gigi. Molti dubbi sulla decisione dell'arbitro. Diamogli aria a questi cartellini. Dai, tasbocio. Ma vaffanculo. Guy. Cerca di mettere un pallone. Dai, cazzolina. Ma non. Ah, ma. Scusa un attimo, ma non c'è il cazzo. Ah, ho finito i cambi. Porca miseria, è vero. Destro. Bel gesto tecnico. Bravi, dai ragazzi, però uno 0-0 pesantissimo. Serve Miche. Serve
Serve Maurizio. Tanto Tognin prova un assist difficilissimo, però ci ha provato. Un applauso. Vai Eman, dai cazzo Gai. No. Tognin. Michelotto. Michelotto che ha fatto Mauri. Ah, peccato, dopo sei un po' intestardito sul tiro. Insomma, l'espulsione di Francone, però, che cazzo, con Barocco deludente, cioè, veramente, cioè. Copertura attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. Pallaccio su Veneziano. Il rischio dell'arbitro è fallo. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Ciao Mago. Gai fa una cosa incomprensibile ai 97 stati. La partita sta ormai per terminare. Alice Beck, mamma che male che abbiamo giocato ragazzi. Se la Lazio vince va in testa. Pensa a Mencarelli quanto gode. Alamo, se invece no! Dai Gai adesso! Non ci credo che ha fatto il miracolo a Gai. Neanche fortunato Gai però neanche fortunato il piccolo Gai. Vai Ale. Ah peccato, che sfiga però. Dai raga, dai. Bravissimo Gai, dai Gai. Dai Gai, un po' di fortuna è arrivata, Veneziano. Però Veneziano con un po' fare 6 assist, invece passa. E dopo Gai fa sta stronzata. Non ci voglio credere. Godo troppo, Mencarelli, maledetto. 0-0 e siamo in recupero. È finita ormai. Destro. Prova a fare tutto da solo. No, dietro la sconfitta, Bravissimo Alamos. Gai finisce 0-0, partita vergognosa da parte nostra. Ottima prestazione da parte delle due difese, finita 0-0, poche opportunità per gli attaccanti. È stata una partita combattuta, le due squadre avevano tutte e due voglia di Ti prego Lazio, perdi male Lazio, che te lo meriti per quel porco di Mencarelli, quella merda umana del Menca. E la Lazio pareggia! Sì cazzo, e stiamo ancora davanti, e silenzio Menca. Il geometra può solo che trombare con i rubinetti del Water. Sì, che poi il Water non è rubinetti, ma che ci sono dettagli. Sampdoria Venezia e godo. Mamma come godo, mamma che libidine vedere il Mencarelli crollare così. Con il sangue da naso che gli esce dal culo. E Mencarelli, tu stai muto, sei solo un piccolo bluff, hai il pipino, hai il nasino, sei solo un porcellino. Sì, Gai proprio veramente, cioè. Sì, Flash Simulator lo porto a breve. Allora, mettiamo l'Arcangelo, perché Cannistra non mi è piaciuto per il momento. Veneziano deve riposarsi assolutamente. Però a sto punto, Vara no, proprio Rocco non lo metto neanche, Vara piuttosto. Facciamo così. L'Arcangelo è l'unico che può giocare così. Però mettiamo il rumeno qua perché il rumeno ha più classe. Ok. E facciamo così. Mi tocca mettere Arcangelo perché quel porco maledetto Sidoti purtroppo per... Bartolucci in un bel momento, quindi torna Pintus, questa è una buona notizia. Ok. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. Grazie Guccioni, quanto me lo godo Guccioni, un bell'uomo Guccioni. Oggi si affrontano Vai. Sampdoria e Venezia. Partita da vincere assolutamente, perché la Lazio non sarà benevola sempre. Che bello per vedere il Mencarelli crollato. Alessandro Rumeno che adesso fa il trequartista oggi. Il Bode per l'Arcangelo, che stop, mamma mia, anche l'Arcangiolino con la classe che ha. Cioè non ha la classe né del Rumeno né di Eyman, però insomma, vediamo se il lancio arriva a destinazione. non puoi neanche fare ste cagate, insomma. No? Che cagata! Mamma, c'è andata bene qua la difesa, ha fatto la cagata dell'anno. Si era venuta a creare un'occasione interessante. Sì, Anto ottobre, nei prossimi giorni ci sarà Fly Simulator. Passaggio fatto con il contagiri. È sempre incoraggiante arrivare per primi al tiro. Terence, passaggio abbastanza ridicolo. In discesa per loro.
può andare. Costringe l'avversario al L'Arcangelo è impazzito, qua c'è fallo. E adesso si butta, vuole il rosso. Ma va Adesso che... inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Occhio. Grazie Arcangelo. Sì, Arcangelo purtroppo è quel prototipo del giocatore drogato. Molto più di Terence. Mamma mia che punizione strana, grande mito. Bartolucci. Prova a scavalcare il centrocampo. No, Bartolucci qua ha provato una cosa un po' azzardata, il Barto. Bravo Mauri, dopo la perde. Raga, sveglia, bisogno della vostra grinta. Il Bode per l'Arcangelo. Vai Tognin, vai Tognin. Ah, Isbeck sbaglia. Si salva in questa occasione. Grandissimo. Ottimo intervento in tecnica. Bravo Michelotto. Giangrosso, cosa prova Giangrosso? È pazzo, è pazzo. Giangrosso è pazzo, Ha vai. visto una chiara opportunità, ma ci vuole ben altro per segnare da quella posizione. Intercetta Michelotto. opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Fallo sul Bode, brutto Fallo è anche anche. piuttosto evidente per la verità. Il rumeno oggi è una bella chance da trequartista, eh? Bartolucci. Cerca la profondità. Terence. Sulla fascia. Prova con il tocco basso. Bode! No! Palo. Come? Altra occasione. Terence. E il pallone Cos'è? finalmente. No, vabbè, tutto contro di noi. Il Bode però ha sbagliato un gol anche lui. Mamma mia, oh, ma che rincoglioniti eravamo in attacco a parte Veneziano. Lancio lungo del portiere. Sì, Ale dopo il gol di tacco ha cominciato il lento declino. La Sampdoria. Speriamo di no, Giangrosso. Giangrosso show, fio, Giangrosso show. Ottima pressione la sua. Però non possiamo Palla mangiarci recuperata. sti gol, però, dai, cazzo. Quagliarella riesce ad allontanare. Intervento al limite. No, non è fallo mai questo, non è fallo mai. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. E l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non Senza il Cume l'attacco inutile in questo momento, non come l'altro anno. Bravo Mito ancora che ci salva, partita giocata malissimo, Terence. Non può permettersi di fare falli azzardati se non vuole beccarsi un cartellino. Deve fare molta attenzione. Bravo Mito. Apicella, il presidente per Pintus. Pintus va via senza palla, detto bene. Alamos, l'Arcangelo. L'Arcangelo fa una buona cosa qua. Vai Tognin. Yoga Bonito ci prova, ma il campo è finito. Il Concorde è troppo difficile da pilotare, ho provato. Solo magari uno di default, sì, ma non penso ci sia. Giangrosso show, ragazzi, Giangrosso show oggi, Giangrosso show. Giangrosso ci prova, ci ha provato Giangrosso. E ha fatto bene, il Cume ha detto di sì. Perché è molto propositivo oggi, Michelotto. Ma non si vede proprio neanche Ale, cazzo, da trequartista si è fatto bene. Dai Ale mio. L'Arcangelo. Michelotto, bravo Michelotto, ecco qua, ha tutto il suo splendore. Per l'Arcangelo. Per il Bode. Il rumeno ci prova! Mamma mia, se entrava il rumeno, mamma mia, faceva un video porno con la Giorgina, cazzo. Però non è andato a buon fine. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, Dicembre la mia deadline. troppo spazio. Madonna, che piccolo che però. Il piccolo Tognin, ragazzi. Titolare dopo diverse partite. Vince il duello Michelotto, fisico bravo. sul pallone. Michelotto precisissimo, veramente. Vuole la profondità. Il nostro Steven Gerrard Michelotto, ragazzi. Mi piace un gioco così. Bella serie di passaggi. Il Bode. Vai Terence, vai Terenzigno. Me la perde male. L'arbitro dice che non è fallo. Niente da fare. Grazie Alessandro Oriani, troppo gentile il piccolo Oriani. Un altro piccolo, cioè dopo il piccolo Amedeo c'è il piccolo Oriani. Sono quei nomi che proprio sprigionano piccolezza. Grande Oriani. Cerca spazio. Intercetta e sbroglia una situazione. Api no. E c'è il gol della Sampdoria. Nella ripresa del gioco potrebbero avere davvero un grande vantaggio psicologico dopo questo gol. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Difesa davvero pessima. La zona davanti alla porta va presidiata meglio. Probabilmente Vabbè, non si può dire niente ad Api, è un momento difficile per Api. Duvan Zapata batte il portiere per la quinta. Siamo in un brutto momento.
La Sampdoria segna il gol che sblocca la gara. Dominiamo noi, segnano gli altri. Si conclude dunque qui. Non è stata una prestazione molto convincente, possono fare molto meglio di così. Devono recuperare fiducia e non farsi prendere dalla smania di rimontare. Inizia adesso il secondo tempo. No, il Cume non può entrare oggi perché è troppo stanco con la bara, rischia di infortunarsi. Michelotto per Bartolucci. Bartolucci, dai Barto. Il Barto. Non c'è nessuno. Michelotto di cuore. Michelotto ci prova una cosa un po' difficile. Michelotto però a cuore. Michelotto è uno dei migliori dei nostri oggi, per il resto male tutti. Il Bode. Maurizio. Raga, per piacere. Grinta, ragazzi, sangue freddo e Grinta. Zapata, Apicella ci prova. Buon intervento, ma l'errore è costato caro. Il rumeno. L'Arcangelo non si è mai visto finora. Mamma mia. Non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente Dai Arcangelo, che è un giocatore veramente forte, però. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Tognin fa una cosa improponibile. Lungo passaggio in avanti. Michelotto è l'unico che ci prova. Michelotto, che cuore Michelotto. Jacopo Sala con il lancio in avanti. Api. Guagliarella. Alexandro. Michelotto. Alexandro. La mette in avanti. Il Bode. Va a passare la difesa scavalcandola col pallone. L'Arcangelo. Oh, bel tiro, però siamo ancora sotto, raga. Parata del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Dai ragazzi, di cuore. Vai Bode, tu che è un cioccolatino. Forse il migliore di tutti come cross. Da fermo. Terence! Vabbè, ma Terence non ne indovina una oggi, neanche per sbaglio. Hanno fatto il video celebrativo, che sboro. Dai Terence. No, neanche angolo. La testa a banana. Oggi Terence non mi sta piacendo. Ed è incredibile affermare una cosa del genere per uno dei giocatori più forti della squadra. Dai piccolo Terence. L'Arcangelo. No, vabbè, in realtà il problema non è Terence, dopo la squadra che fa cagare. Il Bode. Ottimo dribbling. Palla larga. Ma basta. Cambi, veramente cambi. Ora esce Terence che è anche stanco. Mettiamo il Duca. Mettiamo l'Arcangelo qua. Mettiamo il rumeno qua. Barocco, una chance. Sveglia però. Filip Djuricic la mette sulla fascia. Pintus, anche Nasdaq, mai visto. Veramente stiamo giocando un calcio sfavillante al contrario. Michelotto, l'unico che ci sta salvando è Maurizio Michelotto. Io lo dico, Tognin. Zapata. Occasione per il controllo. Perdere questa è dura, la Lazio non la sbaglia, poi c'è anche la Juve comunque, ricordiamocelo. Meglio la Juve che Mencarelli, però la vergogna umana, come ci ha tradito Mencarelli. Non lascia la Lazio, cazzo. Cerca l'uomo là davanti. La mette sulla sinistra. Prova la giocata Occhio. nello spazio. Credo però che ci sia fuori gioco, sì è così. Il fuori gioco c'è. Almeno il pareggio, ragazzi. Il Bode. Con eleganza. La difesa fa Bravo Michelotto, l'unico che non si arrende. Bravo Mauri. Bravo Mauri, cazzo. Dai l'esempio, Cristo. Il nostro gattusino, madonna. Il rumeno in posa si mette, fa il figo, no? In questi casi difendere con tanti uomini in mezzo. Daniel, vai Duca. Sì o no? Sì, Peccato. orientativamente sì. Bartolucci ci prova il Bomo. Ragazzi, che disastro, mamma. Ma dov'è il fallo, quella zoccolona? Il portiere la calcia lontano. Mancano 13 minuti, sarà durissima. Questa è una sconfitta, no, pesante di più. Un cross dalla tre quarti. Il Bode. È stato un brivido. Vabbè, ma ragazzi, ma dormiamo proprio. Cioè, siamo anche in forma, veramente sono preoccupato. Cioè, il Cume deve rifiatare, se no.
Allarga sulla fascia. La Supercoppa Europea ci ha montato la testa. E il difensore respinge. 82esimo. Il Duca. Cross. Va giù. Rischiano tantissimo. Ma sta scherzando? Concede rigore. E mi sembra che ci sia tutto. No. Vediamo. Ma già la palla, ma dai. E Mito, madonna, lo sbeffeggia e gliela para. C'è ancora una chance per Mito. Ha sbeffeggiato dicendo di tirare di là e l'ha presa, cazzo. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Disastro apice. Sì, ma no anche con le mani, però. L'Arcangelo, dai che la pareggiamo solo grazie a Mito. Dai che la pareggiamo per Mito. E per Api che se lo merita, poverino, veramente problematico. Bartolucci. Bartolucci, dai che la pareggiamo con qualcuno. Ma Rocco, ma sei un cretino. Scusa, amore, ti amo, ma sei una merda. Ma che cazzo di tiro è? Dai, Rocco. Ma ti voglio bene, scusami se ti offendo, ma cazzo da mister devo dirtelo che sei un incoglionito oggi. Mamma mia, ma che tiro è? Cristo di un dio. Ti voglio bene, Rocco. Rocco, almeno fa l'assist il Bode! E il Bode la pareggia! Così dal nulla! Dal nulla, Rocco si è parzialmente riscattato. Grande, grande Bode però che l'ha messa. Mamma mia, rubata. Preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Mamma mia, meno male, almeno l'abbiamo pareggiata. Situazione di parità perfetta. Almeno l'abbiamo pareggiata, stiamo zitti. No! Bravo Rocco che si è riscattato parzialmente. Giangrosso per qualcosa che vuol dire sì, non è impossibile, non ci voglio neanche pensare. Daniel Andrew, il Duca. Il Duca. Prova a metterla in mezzo il Duca. Per il Bode, mamma mia, per poco c'era anche il beffone atroce. Va bene, è 1-1. Gli insulti svegliano Barocco. Ce l'hanno messa tutta, è vero. Ma meno male, un punto alla fine è prezioso, però ti prego, infortunio di Mencarelli 9 mesi. Mencarelli fuori 9 mesi. La Juve vince, la Lazio vince. Ai 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 ai. Siamo secondi insieme alla Roma. La Juve è un punto che campionato. La Lazio è prima. Andiamo a vedere quello figlio di donna meravigliosa. Amo la mamma di Mencarelli, ma odio il figlio della mamma di Mencarelli. Ciao Mattia Miri. Ecco Regio. Porca puttana. Venezia Carpi. Vediamo Mencarelli. Vediamo Mencarelli. La merdina umana. Allora, classifica gol, vediamo se è presente Mencarelli. Solo con noi ha segnato, ma porca. Vediamo gli assist. Mencarelli ha 3 assist. Vaffanculo. Vediamo dopo il 9-3 col Carpi, speriamo almeno di fare 1-0. Dai, almeno abbiamo pareggiato, almeno quello però. Oh, il veneziano non è molto in forma, il Bode assolutamente. Manceca Nistra anche sfortunato, e quando è in forma c'è sempre Eman grande. Terence però mi dispiace, ma gli do un po' di riposo. Bartolucci in forma, ok. Vai. Ok, grazie Guy, grazie. Tu ricordati quando hai voglia delle pace perché mi sto incazzando, Dio Cristo. Ecco, così per sfogarmi. Oggi si affrontano Venezia e Carpi. Dai, col Carpi dopo, cioè, dopo il 9-3. Ecco, abbiamo già capito. Ha fatto bene a provarci. Bartolucci. Siamo in una piccola flessione. Bartolucci, dormita di Bartolucci. Dopo recupera. Michelotto, bravo, l'unico che ha grinta.
Speriamo che il gol del Bode possa regalarci lo scudetto per un punto su Mencarelli Show. La merdina umana. Si libera la grande. Non può Occhio, mamma mia, se siamo col Carpi in casa, ciao. Vai, Yoga Bonito, se ne va, Bonito se ne va. Per il Bode. Per Veneziano. Veneziano, bellissimo per il Bode. Riceve in ottima posizione. Yoga Bonito è proprio una cosa impossibile. Bonito ha queste pazzie qua. E fa su il rinvio degli avversari. Il Bode. Prova a passare Il Bode la per il difesa, Cume. scavalcando la Il colpa del Cume. profondo. Bell'intervento. Il Cume si L'arbitro incazza dice che non c'è giustamente. fallo. Passaggio in avanti. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Pallone Bravissimo intercettato. Pintus. Intervento davvero provvidenziale. Vuole la profondità. La mette dentro. Occhio. Pintus, Giangrosso, Grid la tira su. Per il nulla però. Michelotto, Gai. Dai. Siamo col Carpi, Prova a Cristo. passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Prova la giocata nello spazio. Pintus. Gai, errore ancora. Gai non fa molto, Michelotto. Me la tira addosso. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Gai. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Il Bode per Veneziano. Il Cume è l'unico che può fare qualcosa. Veneziano! Mamma mia che miracolo, peccato. E trova bene Yoga Bonito la perde. Bonito. tocco morbido. Sarebbe uno smacco che magari vince il campionato uno dello zoccolo duro ma non col Venezia per la prima volta. Mi darebbe molto fastidio. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta. Bravo Mauri, bravissimo Mauri per il romeno che ci prova per sbloccare un po' la situazione. Sono Bello. stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Raga, sveglia. E il tocco è verso il portiere. Il Carpi ha la difesa peggiore del campionato. Lo so. Il rumeno. Veneziano. Per Gai. Gai un po' di spazio. Gai! Mamma mia. Prova il traversone. Bartolucci. Il Cume Cerca per lo spunto. Bonito. Se ne va. Bonito! È stato splendido l'intervento del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Gai. Bartolucci. Gai. Serve il miglior Gai per la seconda parte di stagione. Gai. La mette sulla sinistra. Bartolucci, se non c'è Gai sarà duro a vincere qualcosa quest'anno, ve lo dico già. Gai. Occhio al tiro. Gai! Grande riflesso qui. Gai prende le misure, serve Gai. Serve l'inventore di gioco, ragazzi. Ottima pressione. Abbiamo visto l'altro anno con Gai al massimo. Queste Rodolfo situazioni in cui Valentino. c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Vuole la profondità. Si libera No, la non grande. possiamo No, È che tutto solo là buco di davanti. merda. Bravo Mito, non so Ottimo come. disimpegno, fondamentale. Palla in profondità Occhio. sulla fascia. Sulla fascia, è libero. La butta in mezzo. Non c'erano abbastanza uomini in area di rigore. Doveva aspettare ancora prima di mettere il cross. Cerca la profondità. Sulla Occhio. fascia. C'è fallo. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Non ci siamo, I raga. giocatori esprimono tutto il loro disappunto. L'arbitro però è irremovibile. Ragazzi, ma come si fa a ridere 0-0 col Carpi? Raga, ve lo dico, cioè veramente chiudo tutto. Stiamo buttando via tutto. Ci manca un po' il nostro presidente. E intercetta opportunamente, visto Per che i suoi l'azione era commenti pericolosa. soprattutto. La mette sulla fascia. Ci manca.
Non so neanche io cosa. Fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Beh, il finale di tempo è stato impressionante. So cosa dire, È ragazzi. vero Cioè, che il fischio veramente... dell'arbitro ha interrotto il loro slancio, ma se continuano così possono portarsi a casa la vittoria. Non vinciamo più. 0-0 alla fine della prima frazione. Speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Veneziano, fallaccio però. Ha giocato meglio, Attenzione Alexandru. Il punteggio non li sta premiando, ma se Alexandru, continua a giocare bravissimo come per fanno Pintus. nel primo Anche tempo, Pintus manca. Tanto Veneziano. Se sbaglia anche lui sono dolori. Ciao Max Maxi. Grazie. Gaia recupera ma la perde subito Agi. Poesia in movimento Agi per gravità 0. Per arma letale. Arma letale, cazzo letale, madonna. Nove tiri a 1. Veneziano, altre volte era 9 gol a 1, a 3 però. Il senso è quello. Cerca spazio. Grande parata dell'estremo difensore. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Bode. La marcatura uomo. Il difensore non molla mai, non gli concede respiro. È il cervello della squadra, Fabio. È normale che vogliano fermare. Esce Romeno, mettiamo Non Terence a vogliono destra. permettergli di gestire la No, manovra. che cazzo, ma... Come i vecchi tempi. E vediamo. Alexandru. Beh, prima di uscire. Vai Pintus, Nasdaq. Nasdaq, bravo Nasdaq. Veneziano è sempre lui. Finalmente. Su assist di Nasdaq. Io sto chi, voi dove cazzo state. Bravo Nasdaq, Veneziano di testa. La mette come sempre. Gravità 0. Una ripartenza perfetta. Sembra esserci un cambio. Vedo già un giocatore pronto a entrare. È lì a bordo campo. Si riparte dall'1-0. Ma chi altro poteva sbloccare Occhio, il risultato? ah, peccato. Davvero l'arma in più di Zangrosso. questa squadra. Pallone alto e lungo sulla Adesso fascia. cerchiamo di Ottimo chiuderla, insomma. Ha visto il Il pericolo Duca. ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Cannistra quest'anno, stagione un po' così. Cannistra. Cannistra, bellissimo. Cannistra come? Mamma mia. Ecco l'Arcangelo impazzito. Grazie Arcangelo. Il passaggio è stato illuminante. Certo, l'azione avrebbe meritato di finire con il Arcangelo, gol. ragazzi. Che drogato. Ha provato a ripetersi. Vederlo giocare è Gai. davvero un piacere per gli occhi. Cannistra. Un talento puro. Prova la giocata nello spazio. Niente Cerchiamo da di fare, chiuderla, non però. passa. C'è spazio No! per calciare. Mamma mia, grande Il portiere si mito. pone. Perfetta la parata. Beh, qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. No! Mamma mia, mito. Stiamo zitti. Il Menca porta sfiga. Le sfighe del Menca. Salta e No! colpisce di testa. No, così, Michelotto! Mamma mia. È proprio questo che devono Mamma, fare. come Devono giochiamo Massima, insistere. così non vinceremo mai lo Non hanno scudetto, altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Proprio così. Il Carpi ha ricevuto numerose critiche dopo l'ultima partita. Quanto abbiamo rischiato, attenzione. Vai, Terence che devi riscattare un inizio non bellissimo di live. Il Cume. Peccato. L'impostazione che ha dato la difesa ha lasciato la No, squadra Cume scoperta spazza, per Michelotto il spazza. Ecco, questo è l'unico difetto di Michelotto. Lui non sbaglia mai. Sbaglia sempre il mister. Madonna, ha fatto una cosa che neanche nei bar di Caracas.
Occhio, può andare. 8. Ci mette il fisico. Gervasi. Il pallone. Veneziano. Opportunità di ripartire. Dai, Guy, sbloccati, Guy. Sbloccati, Guy. Guy! Niente da fare. Pintos. Il Duca, peccato. Ottimo disimpegno, fondamentale. Mauri. Cannistra. La perdiamo male. Buttalo giù, Miche, buttalo giù. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Fatto bene Michelotto qua, fatto bene perché... Guarda che bella l'espressione di Michelotto. Venezia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Prova un traversone dalla tre quarti. Veneziano per Guy. Scarpi ha Dai, portato piccolo tanti Guy, uomini cazzo. nella propria area di rigore. Guy, se ne va Guy. Se ne va Guy. Show di Guy. Show di Guy. Show di Guy. Dopo passaggio un po' Sì, così. naturalmente. Bravo Terence. Cerca spazio. Bravissimo Guy a Terence. Terence vuole un assist, lo vedo Terence. Cross. Il Duca la ruba anche a Veneziano. Mamma mia, il Duca di cattiveria, l'ho sempre detto. Il Cume non sbaglia mai. Il Duca, quando entra, fa sempre bene. La nostra riserva d'oro. Un cross perfetto. Grande Duca. Ah, che bello il Duca, che bel bambino. Grande Duca. Grande Duca, ma cosa fa? Come me l'ha rubata, cazzo? È veramente talismano della panchina, ragazzi. Fa sempre qualcosa di positivo. Anche una cosa me la fa. Pallone largo con eleganza. Bravo Duca. Michelotto. Cannistra. C'è un bel pallone in profondità. Bravo Duca. Veneziano di cattiveria. Boom! Mamma mia, spacca le mani, ma non basta. Bravo Eyman. Bartolucci! Terence comunque ha fatto l'assist. Terence c'è sempre da fare. Quando è pungolato, Terence. E anche quando non è pungolato, Terence è sempre Terence. C'è poco da fare. Appena ho sentito la sua vocina su Discord ho capito che Terence era un uomo d'altri tempi. Poteva entrare dritto nel mio cuore. Si va a vincere 2-0 alla fine, ci teniamo il risultato, non una partita esaltante, ma adesso bisogna sperare nella schifezza di Mencarelli. La Lazio ha vinto, proprio il derby ha vinto, la Lazio ha un punto di vantaggio, però ci distacchiamo dalle terze e le quarte, bene, almeno quella. Però il Mencarelli vola, eh? Sì, Terence mi tranquillizza. Venezia-Crotone, altra partita da vincere assolutamente in 99 stati. Ditino, ma Ditino è Bartolucci Ditino, mi sembra. Adesso vorrei dire una cagata, cioè, perché l'abbiamo visto fare il ditino su un'azione, era perché un attimo un lapsus, scusami Barto, tu sei ditino perché hai fatto il ditino una volta, non ricordo più niente. Madonna, Mencarelli. Michelotto squalificato, Mito morto. Sì, è Bartolucci ditino perché hai fatto una volta il ditino, mi sembra. Sì. Da un po' di riposo al rumeno. Ma lo teniamo. Giangrosso è morto. Mettiamo a Picella. Sì, però la facciamo così a Picella. Così dopo lo faccio 1000 volte. Ok. Ma cosa ha fatto Alamos? Non ho capito Fiori Alamos cosa ha combinato. Scusate ragazzi, non ho seguito poco, ero in ferie.
Ma no, spiegatemi, scusa, sono curioso. Vai Zinca, vai. Vabbè, lo diamo in prestito allora. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Vai. La partita di oggi è tra Venezia e Crotone. Io sono Fabio Caressa e qui con me c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio, ciao a tutti. La mette sulla fascia. No, Pintus, errore subito, meno male. E allora cediamo a Lamos. Una palla lunga. Cerca la fondo, palla al piede. Il Bode per Veneziano, il Cume subito, boom, mamma mia. Terence, boom! Il Cume va, che sfiga, oh. Allora facciamo qua il 9-3. Si doti. Il Venezia ha Gai. preso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Gai. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Veneziano, ah peccato. Pensiamo alla partita, bravo Terence. Pintus. Dai che se Pintus torna sono dolori per gli altri. Prova a saltare il centrocampo. Cerca di lanciare il compagno. E passa. Attenzione Api, no, gol. Mamma che culo. E hanno sfiorato il gol. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Tocco prudente al portiere. Dai raga. Uscita del portiere che sventa il pericolo. Zincar, l'apprendista di Chopin. Gai. Opportunità di ripartire. Fallo, nessun Dai. dubbio. Può concludere. Palla fuori di un soffio. Questo è un gran bel tiro. Credo che il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Si doti. 0-0 per ora, ma devo dire che da Bode. quanto si è visto finora la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro. Ancora Vai 0-0 Tognin. il risultato e anche Veneziano. le occasioni da gol sono Il state Bode. equilibrate. Bellissimo. Grande azione del Bode, del Bode, del Venezia in generale. Bravissimo Bode. Grandissima, veramente azione corale strepitosa. Il Bode. La Fogna. Veneziano. E il Bode. Proprio il portiere neanche la vede. Facile facile. Si riparte dall'1-0. Ora Bravo, anche avranno Tognin sicuramente felice. meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. È riuscito a passare. Palla giocata alta. Occhio sulla però, fascia. non deconcentriamoci. È scattato Bravo con un tempismo Terence. perfetto. Il Bode per Intercetta Veneziano, peccato. opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Pallone morbido verso la fascia. Voglio la stagione da 60 gol del Cume, cazzo, solo in C'è il campionato. cross. No! Pensiamo alla partita, va. Apicella e Apicella in difficoltà, ragazzi. Devo stare vicino ad Api. Prova la giocata nello spazio. Devo stare vicino al presidente, cazzo. Bel pallone. Grande movimento nello spazio. No, Fiori, ma che cosa Passaggio, succede? può andare al tiro. No, vabbè. Tiro. Grande Api, però. No! E ancora- Ma porca puttana, ma svegliamoci! Poco sfortunati qui. Ci è andato molto molto vicino, un tiro ottimo. Gai. Palla in profondità sulla fascia. Vai, vai Tognin. Spazza il pallone. Difficile arrivare su un traversone del genere. Zincaro. La mette in avanti. Prova il filtrante. Ma bravissimo, Veneziano. Un gol importantissimo. 2-0. Grandissimo assist di Gai. Controllo della gara. Ma ragazzi, eccolo qua, il pompino di Una Gai. conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Buono, buono, bisogna farne tanti col Crotone. Dobbiamo dimostrare a Mencarelli che siamo noi i grandi. Altissima. Ora possono permettersi di controllarla. Grande Gai che torna all'assist. Si libera la grande.
Gai. Intervento difensivo molto tempestivo. Veneziano. Interrotto l'azione Cosa fa per il Bode? Questa è la best assist viene. Sì, mamma mia. Questo è da best assist. Anche se non è sicuramente utile per il risultato, però un gran bel assist. Anche se non dà un'emozione devastante. 3-0, grande boss. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Dai, quella che doveva fare col Carpi l'abbiamo fatta col Crotone. 3-0 Oh, dunque. Vuole la profondità. Prova un traversone dalla tre quarti. Tocco morbido. dai, cerchiamo di fare una bella goleada. L'azione bruttissima poteva diventare questa. pericolosa. Può andare alla conclusione. Se ne va. Cerca il tiro. Ottimo l'intervento del Picella, ok. portiere. Gai, Palla lunga in avanti. E ok. il primo tempo finisce qui. E se Saltelli segna Bodelli. E se Saltelli segna Vedremo sempre se saprà mantenere il Bodelli. secondo tempo. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Terence. Il Bode. Fallo che non poteva anche risparmiare solo al Bode qua. Mamma mia, si è rotto il giocatore. Ai ai ai. Attenzione all'arbitro. Ha munito il Bode. Giallo, è giallo. I compagni preoccupati vanno a E verificare se le sue Saltelli segna Bodelli. È crociato, si rompe il crociato. Gai. Veneziano ancora, ci ha preso gusto per il Bode. Madonna! posizioni. Interessante, bella parata. Il difensore gli si è incollato addosso, impedendo Peccato. di calciare liberamente. Devono fare molta attenzione sui calci piazzati. Gai. La squadra può contare su giocatori molto Veneziano che imperio. Madonna! Spazza via. Mamma mia, peccato. Passaggio in avanti. Gai. Cerca la profondità sulla fascia. Tocca verso il centro. Gai. Questo era un po' difficile. Il portiere la calcia lontano. Bella Terence, anticipo, bravissimo. sventato. Per Non ha avuto Tognin, fortuna nel suo per suggerimento Veneziano. in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Il Crotone sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce, mi sembra anche a me. Già, i loro avversari finora sono rimasti brutta molto Budimir, compatti. Budimir, Budimir, Credo che vogliano Budimir. in qualche modo provare Bravo ad allargare Charmi. le maglie della difesa, facendoli allargare il più possibile. Oh, bell'assist di Tognin, però Veneziano qua non poteva fare Il tantissimo. Crotone si presenta qui dopo il meritatissimo pareggio conquistato la scorsa partita contro uno degli avversari più difficili del campionato. Contro chi? Contro la Solbiatese. E un po' di riposo. Entra l'Arcangelo. Esce un Tognin un po' così. Esce Veneziano che ha bisogno di riposo. Mettiamo Francone. Francone, sveglia. Ci sei Francone? Esisti in questa stagione? Palla larga in profondità. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è No! riuscito ad anticipare l'avversario. Scusate un attimo ragazzi. Il Crotone Dark. sta facendo un pressing asfissiante. Si doti. Cercano di mantenere le distanze Per fare Terence. con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità. Bode, bravissimo, e nell'ultima Terence. palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Ottimo disimpegno, fondamentale. Peccato, fallo. Niente. Terence. Francone sbaglia. Prova a verticalizzare. Ancora un Note ottimo Rock. intervento difensivo. Appoggia il pallone largo con eleganza. Lungo passaggio in avanti. Bravo Francone, dai Bode, dai Bode, dai Bode. Pallone lungo. Il rumeno ci prova. Che sfiga il rumenino mio.
Queste Qua Sanogo situazioni fa il in cui c'è numero. superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Segnalato il fuorigioco. No, Appi, porca miseria. È tutto solo là davanti. Si avvicina alla Bravo. porta. Ottimo disimpegno, la spazza via. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cerca spazio. Allarga sulla Occhio. fascia. Può cercare il taglio in mezzo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Che secondo tempo di merda, ragazzi. Lo volevo con il cuore. Palla in avanti verso Volevo una bella goleada. Dai, cerca la Francone. profondità. La Francone, c'è Francone. Alexandro De Francone ha fatto una stagione pietosa, per il momento. Il Crotone Quel sta gol facendo sbagliato in fatica Supercoppa per l'avevo strisce decimato, difensive perché di caratterialmente è Prova proprio a giocare debole nello Francone. spazio. Riceve il passaggio. Da lì può segnare. Ha misurato male la distanza. Dark. Bella palla, ad allargare il gioco. Ecco la lavagna luminosa. 4 minuti di recupero. Ci mette il Zincaro. piede e conquista il pallone. Prova Francone. Ah, Prova il traversone. Prova a giocarla dentro. dai, dalla Francone, distanza. dai. L'Arcangelo ci prova. Fuori, Ci sono vai. andati vicini, ultima azione della partita, non c'è più tempo, finisce qui. Molte cose positive oggi direi, soprattutto lo straordinario momento degli attaccanti. Una delle caratteristiche di questa squadra è saper difendere bene e oggi l'ha dimostrato. Ha costruito la vittoria proprio Male, sulla solidità male. difensiva. Cioè, male, bel risultato, però secondo tempo veramente da sonno, ragazzi. La Lazio. Ah, Lazio pareggia! Pareggia la Lazio! E si torna in testa Mencarelli muto. Mencarelli muto. Mencarelli muto. Muto Mencarelli. Muto Mencarelli. E Mencarelli ci può spippettare. E Mencarelli ci spippetta la la la. E Mencarelli. E Mencarelli. E Mencarelli ci spippetta ale 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 ale. Ciao Mencarelli ale ale. E se saltelli. Muore Mencarelli. No, scherzo, scherzo. Devi solamente avere problemi all'ano perché un uomo di colore deve trombarti. Solo questo vogliamo. Per il resto ti amiamo. Quanto gol! La ripitina, la ripitina. Veneziano Bode. Si rompe Mencarelli. Si rompe Mencarelli, mi piace già di più. Adesso è una partita difficilissima però, ragazzi, Ragazzi, io direi di chiudere con questa, con Napoli-Venezia, che domani è una giornata un po' impegnativa al lavoro. Allora, Veneziano dobbiamo metterlo. Allora abbiamo Bartolucci, ormai è veramente l'inamovibile. A Picella è bisogno di riposo. E vai. Mettiamo Dark al posto di Gervasi. Poi Zincaro, però è così. Terence non è in gran forma. Proviamo, Togni. Te una svegliata, Togni. Ok, proviamo. No, non compro nessuno. E se Saltelli si rompe Mencarelli. E se Saltelli rompiamo l'ano a Mencarelli. Vai, adesso però calma che è una partita abbastanza dura. Dai, Bode, zittiamo subito il Menca.
Veneziano, e vabbè, se qualcuno ha provato una cosa proprio per umiliare Menka. Callejon, un'ala completa, generosa e sempre insidiosa. Lui nasce come punta centrale e si vede nei movimenti, nella sua capacità di aggredire gli spazi e nel suo senso del gol. Ma ormai è diventato un'ala, una delle migliori. Beh sì, no, beh Paul, in realtà è vero, cioè il Napoli non cambia mai formazione. Da destra e taglia verso il centro. Questo è il Napoli per 70 anni, però concentrazione Eman. Occhio. Bravo. Dopo questo c'è la Lazio. Ah, ok, allora facciamo questa e quella qua la Lazio. Facciamo questa e quella qua la Lazio. Qua Lazio. No, Mito! Dobbiamo arrivare con un punto sopra almeno, Almeno con un punto sopra, vai Bode. Vai Bodelli. 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 Arma letale. Bello. Va a cagare. Vecchio mio, ti amo, ma... Visitate il sito ufficiale di Arcangelo, guadagna 10 euro a click. Supportate l'Angelo. Supportate l'Arc. Fiori di concentrazione però. Usai. Hamsik cerca la profondità, se ne va. Callejon. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Largo, pista, arriva la capolista. Guarda il Bode come marca sto microcefalo umano. Occhio, gol, Mito! Mito, cosa ci ha preso Mito? Grande mitone, grande mitone. Bravo Mito ancora. Nostre robe. Insigne ottiene un buon calcio di punizione. Non fatemi ridere ragazzi. Bravissimo Gian Grosso. Poderoso Gian. Un po' meno grosso. Vai Guy. Vai Guy. Vai Guy. Questo è Guy signori. Questo è Guy signori. Questo è Guy signori. Questo è Guy! La regala Reina. Ma che cazzo fai, Guy? Due sono i tuoi tiri micidiali. Tognin, ancora per Guy. Stavolta proprio la perde ancora prima di far tutto. Può far tutto Guy. Non può fare un cazzo Guy. Dove sono i missili terraria di Guy? Veneziano. Una partita avara di gol fino a questo momento, comunque gradevole. Ed è un grande inizio di secondo tempo questo. Hanno trovato il gol di un pareggio fondamentale. Bartolucci è inamovibile in questo momento. Concordo Sidoti è morto. Il Bode ci prova. Cosa fa? No, ma cos'ha il Bode? Cos'ha il Bode? Ma sta male? Dai Bode. No, problemi il Bode oggi. Guy. Guy! Il Bode. Cosa qua? Fa un numero il Bode da scuola. Se entrava questo era il best goal in the world. Porca miseria. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Ah, Dio mio. No, Mito, perché fai belle cose e poi ti perdi su queste. Guy. Venezia ha l'abitudine di segnare negli ultimi minuti del primo tempo. Stai zitto, Guy. Guy. Rimanere fedele a questa buona abitudine. Callejon, Io e Maria. Mare chiaro, grandissimo. Gian piccolo. Vai. Il Bode. Veneziano, bellissima giocata per il rumeno. Il Bode ancora per il rumeno. Cosa ha fatto il rumeno? Mette tutto il rumeno. Gol no! Mamma mia, il rumeno qua sembrava Agi dopo la pippa. Mamma mia. È stato costretto a una conclusione affrettata. Mamma mia, mamma Agi. Passaggio in avanti. C'è Lorenzo Insigne. Occhio ragazzi, occhio. Può andare alla conclusione. No, no. No, Bertolucci, Vito, Bertolucci, ditino. Mamma ditino. Zincaro, stiamo soffrendo dura col Napoli, Jorginho. Bravo Guy, era poi la perde Guy. Questa è da vincere assolutamente prima del big match. C'è il dai e vai. No, eccolo qua, ancora Bartolucci. Non si capisce più niente Guy, non perdermela, Guy, ma Cristo Guy!
Tognin. Prova a scavalcare Bartolucci. il centrocampo con il passaggio. Cosa fa Veneziano? Ma cosa fai? Fauzi Gulam. Fallo Veneziano anche si piuttosto incazza. evidente, per la verità. Brutto l'intervento. Ammonito Adesso Veneziano. inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Sveglia Cristo. Dark. Finisce il primo tempo che difficile. finisce qui. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Dai raga. Il Bode sempre per sbloccare le cose. Bene, un tiro da così. Beh, Fabio, Ogni nel tanto mi secondo gasa. tempo Vai Tognin. Ecco Bonito che ci può regalare qualcosa di mitico. Vai Tognin. Vai bravissimo Tognin. E Veneziano fa un gol pesante. E attenzione polemica. Maglia contro Mencarelli. Ti ho dato il cuore e mi hai risposto così. Fuck off Mencarelli. Sì cazzo. Grandissimo. Qua Tognin fa una giocata fenomenale. preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare Gravità zero ma grandissimo qua Tognin. Il Venezia segna il gol che sblocca la gara. ma è la sua natura. E si Quando gode. La squadra ha bisogno, lui c'è. Cross deviato dal difensore. Non c'è neanche, no, Tognin non c'è, cazzo, ha fatto un po' di assist. Questo è Tognin, signori. Ah no, c'è, meno male. Calma, però manca ancora una vita, Beppe. Manca ancora una vita. No! Bravo Bode che la butta via il Cume, comunque è devastante il Cume. Il Cume se ne va, il Cume se ne va, il Cume se ne va, le provare un costo, il costo veneziano. No, non sono le caratteristiche del Cume, doveva passarla. Ancora un ottimo intervento difensivo. Arriva Mertens. Bravissimo. Cerca la No. sulla fascia. Mertens si libera la grande. Attenzione Driss. No. Grandissimo ancora Mito. È anche Mito per l'MVP quest'anno, ragazzi. Questa è una grande parata. L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio. Bravo. Ma perché Gai in mezzo? Ma perché Gai in mezzo? Vedete che è un microcefalo anche lui, cazzo. Come altezza, ma dai. Ma dai, cazzo, è un bonsai in area, ma in difesa. Ma perché lo mettiamo? Che cazzo di schema ho fatto? Devo rivedere gli schemi eimaniani, perché... Bartolucci, il Bode. Negli ultimi tempi non si è quasi mai fatta superare. Callejon cerca spazio. Madonna, che ha fatto questa battuta, l'ha fatto bello, peccato. Ha intercettato il pallone. Maximovic con il lancio in avanti. Hamsik vuole la profondità. No, adesso. Roba nostra. No, invece c'è un ass. Bravissimo Pintus. Lungo passaggio in avanti. Dopo la sbaglia però Pintus. Intercetta. Dopo la riprende Pintus. E poi la risbaglia Pintus. E la prende il Cume di gran carriera. Veneziano, che show del Cume. Attenzione Yoga Bonito. Non ci credo da fare gol e assist. Entrare da grande campione. Qual è? Esce Heyman. Ancora. Niente, mi vuole fare il portiere. Giuro che un giorno lo metto. Entra l'Arcangelo. Esce Alexandro. Entra Terence. Esce Zincaro, serve la grinta di Michelotto. Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire. Sì, devo cambiare le... No, Giangrosso, no, ste robe! No, No! No! Gol. Mamma mia. Attenti ragazzi, attenti. Bravo Terence. No, attenzione all'Arcangelo. Per Giangrosso. Provano a ripartire da dietro. Bravissimo Grizzly. Tocco prudente. Da fastidio Grizzly. Il portiere la calcia lontano. Bell'anticipo, pericolo sventato. Hamsik. Attenzione a Marechiaro.
No, Tony, non fare ste stronzate, Tognin, non scivolare così. Bravissimo Bartolucci, di Tino c'è. Attenzione Tognin per il Bode. Veneziano per Arcangelo, l'Arcangelo che vuole stupire questo Venezia, finora non proprio una stagione da incorniciare. Pintus, non ci credo! Ci mette una pezza. No, che culo, non ci voglio credere, un contropiede regalato al Napoli a caso. Mertens, bravissimo, Darkstar. Prova il filtrante. Pallone No, che ha fatto questo assist un fenomeno. Cosa fa il... No, il Bode oggi è spastico però, cazzo. Cosa ha fatto il Bode? Michelotto. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Sì, fallo. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Ottimo intervento. Ok, Grizzly. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Cerca spazio. Ecco un'occasione di Attenzione, Yoga Bonito vuole stupire ancora, Bonito vuole stupire, non allungartela Bonito, secondo assist, no! Potevamo chiuderla, non sono errori da Cume questi. L'Arcangelo. Terence, Veneziano. Bravo Di Tino per l'Arcangelo. L'Arcangelo mette in mezzo per il nulla. E riesce a spazzarla via. Palla larga in attenzione, Yoga Bonito, ancora bellissimo Bonito! E il Cume fa un gol d'antologia, non so se è da best, ma grandissimo gol su un assist ancora di Tognin, che assist, boom! Bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Grande Cume, 2-0, la chiudiamo a Napoli, Veneziano e Tognin show. E siamo l'ultima partita con la Lazio. E me lo sento che Mencarelli farà cagare e guadagniamo punti, lo so. E Mencarelli, tu sei muto, tu sei solo un pesciolino un po' venduto, hai la puzza sul pipino, sai da pesce e anche da tonno, ale. E si va a vincere 2-0, yes! E Mencarelli muto. Vittoria assolutamente meritata. Sono scesi in campo concentrati, si è visto subito, hanno dato il massimo. Adesso possono esultare. Questa squadra ok, ottimo. di grande qualità, con cui riesce spesso... La Lazio pareggia con la Juve e siamo a +3, se la vinciamo andiamo a +6, stiamo zitti, abbiamo un'occasione più unica che rara. Mamma mia, Mencarelli deve solo veramente soffrire in silenzio. Come godo! No, Tondina, aspetta l'ultima, no, non mi interessa, tutti per l'ultima e basta. Tutti per l'ultima e basta. Mencarelli. Mencarelli gioca. No. Manca Veneziano. No. Ai, manca il Veneziano in una partita veramente importante. Com'è pesante. Com'è pesante. Api deve tornare. Mi sento di... No. Cazzo faccio? Com'è pesante. Però in questa mi sento di mettere sui doti. Ho questa sensazione. Che pesante. Che pesante. Ai. Notte, Tonin. Ciao Luca Spinello. Vai. Siamo in casa. Mencarelli è un traditore. Striscione orrendo contro Mencarelli. Mencarelli, sei un traditore. E tua mamma l'abbiamo vista sotto il palo. Ragazzi, che sono gli striscioni contro Mencarelli, ragazzi. Ti vogliamo bene, Menca, ma adesso sei un avversario, quindi qualsiasi offesa la devi accettare e anche in silenzio. Vai. Michelotto. Dai, Rocco, svegliati adesso. Rocco! Bell'intervento, e l'arbitro dice che non è fallo. Gioca una palla lunga. Mamma mia, Immobile. Ciro Immobile. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Felipe Anderson. Ok.
È corner. Siamo senza il cume. Oh, guarda che finocchietto così. Ciao Mencarelli. Ciao Mencarelli. Mencarelli, sei un bluff. Sei già munito dopo 5 solo te. Sei una pippa. Sei una pippa. Pallone al sicuro tra le braccia del portiere. C'è la palla lunga in avanti. Canistra. Qua dai. Mencarelli ti vogliamo bene, però devi crollare, cazzo. Devi proprio crollare male. Ad arrivare in area, però. La Lazio sta collezionando ottime prestazioni. Michelotto. Non perde in trasferta da 5 partite. Guarda Mencarelli, guarda. Sì, però concentriamoci che non c'è solo Mencarelli, Hanno tenuto Terence. il pallone cercando lo spiraglio per Sarebbe l'apoteosi vincere 1-0 con autogol di Mencarelli. Mencarelli. Il Bode. Dai Rocco. Se segna Rocco viene giù tutto, Canistra. Bravissimo Agi. Per la Giana. Per la Giana Rocco. Proprio lui. Proprio lui. Proprio lui. Proprio lui. Barocco l'ha messa quando serve da scrivere subito su WhatsApp. Grandissimo su assist del rumeno. Yes. Grande Rocco, grandissimo Rocco, l'ha detto Terence, anche io l'avevo detto. Questo gol ha fatto esplodere lo stadio. La Fashion Week, attenzione però Felipe Anderson, non subito. Rossi, no, no, gol. Ma porco vaffanculo, proprio lui. Proprio la feccia umana, ma segna solo con noi. Ma vai a fare in culo con quel balletto di merda. Cretinotto. Ma vai a fare in culo, ma vai a fare in culo, va. Ma vai a fare in culo. Dio. Che figlio di mamma meravigliosa. Guarda che di testa segna. È alto 1 metro una merda. Ma vaffanculo. Che schifo, madonna, madonna, madonna. Voleva far credere ora, non so, una petizione contro Mencarelli. Mentre ancora stavano festeggiando il gol. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Alexandro, rispondiamo subito. E Rocco gol! E vaffanculo Mencarelli! E subito ancora su Agi! La Fashion Week! Si sveglia nel momento giusto. 2-1 subito. Che partita ragazzi, al penso. Grande Agi. Bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. E vaffancuore, Rocco imita come sempre Veneziano in tutto, nelle ernie e nei gol. Probabilmente questa azione poteva essere. E vaffanculo Mencarelli. Certo, da qua su è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Doppio asse, mamma mia Agi. Adesso Mencarelli muto, Mencarelli muto. Anderson. Occhio. 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 No, ancora, ma mamma mia. Cioè, ma cosa fa sto qua? Se solo con noi si casa. Il Venezia deve dimostrare maggiore incredibile, attenzione. incredibile, incredibile. Michelotto. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Bravissimo Agi scatenato. Oggi la Georgina farà tante cose belle ad Agi. Addio Cristo, no. Bruttissimo fallo su Agi. La Georgina può solo accompagnare in questo momento. Ai ai ai. I compagni preoccupati vanno a verificare le sue condizioni. La Lazio ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Ai 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 Agi. Non mi è piaciuto sto fallo su Agi. Speriamo bene. Anderson allontana il pericolo. Speriamo bene. Sì, hai ragione, Sidotti mi ha deluso. Barocco, la Fashion Week, peccato. Torna in campo Alexandro, speriamo bene. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Appoggia il pallone largo con eleganza. Giangrosso. Era un tentativo apprezzabile, non ha bravissimo Terence, sfrutta la pioggia. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel le storyline, ma queste non sono storyline, questa è la storia di un Mencarelli curioso che vuole sconfiggere lo zoccolo duro, ma non ce la farà mai. Il nostro cuore è più forte. Lui vuole solo i soldi, un mercenario di merda. E la palla viene respinta.
Michelotto, Mencarelli. Ecco Immobile. Ci mette il piede e conquista il pallone. Bel Mencarelli che assist, non ci credo. Ora deve segnare. La palla è dentro. Hanno reagito benissimo, il pareggio mi sembra assolutamente meritato. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Giocata davvero molto intelligente, bel gol. Assist di Mencarelli. Immobile porta a casa la terza rete della stagione. Hanno ritrovato la parità. Bel botta e risposta. Ora vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. Occhio ragazzi, sbandamento comendiano, sbandamento. Colpisce il pallone. Mamma È mia. decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. La difesa sembrava imbambolata, non sono riusciti a contrastarlo per niente. Non me l'aspettavo sto gol, sinceramente. Stiamo per entrare nel tempo di recupero. Radu. Dai, fai grinta, ma non me l'aspettavo sto gol. Bravo Terence. Prova un traversone dalla tre quarti. Prova la Dai giocata Rocco, dai la Fashion Week. Occasione. Si libera la grande. Terence! Non ci credo. Radu riesce ad allontanare. In verità col pareggio siamo a +3 però. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Bella partita, abbiamo già assistito a 4 gol alla fine Che del primo partita tempo. ragazzi. C'è parità, ma c'è anche grande divertimento. Occhio ragazzi. Tocco morbido. Ha la possibilità di andare Sidoti deve farsi perdonare. Immobile. Concordo Piede Sidoti. sul pallone, Concordo non riesce a Sidoti. metterla dentro. Concordo Sidoti. Concordo Sidoti. Palla larga in Bode, profondità. Terence. No, se la lunga Terence, deve venire Bode. 3-2 cazzo. Ed ecco Ma stiamo la zitti. partita. Bravissimo, bravissimo Terence, assist geniale. Solo, non 3-2, relax. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. sono in vantaggio di un gol. Grandissimi, stiamo zitti però. No, 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 no. Il Bode facendo gol pesanti. No, 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 no. Bravo Michelotto, la strappa. Barocco. Vuole la profondità. Ah, qua Barocco ha fatto una cosa un po' difficile. Barocco, peccato. La Lazio si presenta qui dopo il meritatissimo pareggio conquistato la scorsa partita contro uno degli avversari più difficili del campionato. Vai presidente, vai presidente. Passala, bravo. Per non sbilanciarsi. Il Bode. Sì, cercano- Terence! Non ci credo se entrava sto gol era best in the world. Piuttosto Non ci credo, speriamo di non pagarla. proprio per non Speriamo di non pagarla, mamma mia. profondità o addirittura Cosa ha fatto Terence? Come si è svegliato Terence? Gli acuti di Terence. Michelotto di rabbia. Michelotto di rabbia. Per Terence che vuole il gol. Il Bode. No! Non è vero! Non è vero! Cosa ha fatto il Bode? Tacco da casa sua! Tacco da casa sua e Mencarelli muto! Madonna che gol! Da best! Mamma mia che gol del Bode! Mamma mia no! 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 Non è vero! Doppio tacco! No! No! Questo è il gol dell'anno! Doppio tacco! No, 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 no! No, 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 doppio tacco te! No, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, silenzio! No, 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 no! No, 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 questo è best, l'ho detto già io. Questo è best goal. È best assist. E non so cosa può succedere, ma... Cioè, questo è best goal e best assist sensazione. No, 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 no. No, 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 no. No, non ha senso. Non ha senso, non ha senso. Non ha senso, no, 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 no. Non ha senso. Non ha senso. Non ha senso, diamo un po' di riposo a Rocco. Siamo Francone, anche Agi è stanco. No, 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 no. Non ha senso, ragazzi, non ha senso. Proviamo Zincaro qua. Può farlo. No, 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 no. No, 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 no. È così, punto, no, non mi interessa. Poi è decisivo, cazzo, è decisivo. Su una partita così importante, fallaccio. No, no, no. Doppio tacco così con un gol e tacco da casa sua, no, no, no. No, 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 no. La Lazio ora No, 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 Mencarelli distrutto. Mencarelli è una persona inutile.
Mamma mia, ma comunque manca ancora tanto, ragazzi. Però sto gol. No, Michelotto, non ste robe. Se ne va. Cerca spazio. Luis Alberto, bravissimo Giangrosso. Michelotto. La perde ancora male. No, Luis Alberto. Dio povero. 4-3, mamma mia che partita, ragazzi. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito. Calma, ci siamo esaltati un po' troppo per un gol e un assist micidiale. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita. È stato un cambio veramente azzeccato. Giangrosso, stiamo calmi. Già pregustano la rimonta. Chissà Terence. se ce la faranno. Gai, dai, regalami la so. Gai, niente da fare. Se la sono cavata per un soffio. Non ho più cambi, Mauri. Ragazzi, calma. Che madonna, il gol del però è stato un gol, ragazzi. È una roba che non ha senso. Fioi. Cioè, un gol incredibile. Ad allargare il gioco. Occhio, ragazzi, però adesso occhio, ragazzi. Occhio. Michelotto ancora no, Mauri, basta, però, che non posso neanche toglierti. Cosa è successo a Michelotto? Rapido! No. No. Hanno saputo reagire, hanno trovato il pari. No. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Parolo sapeva già dove sarebbe arrivata la palla. Questa squadra gioca a memoria, prepara gli schemi con grande cura. Parolo batte il portiere per la quinta volta in questa stagione. E hanno completamente riaperto la gara. Questo gol darà loro una grande spinta. E se adesso provassero a vincere la partita? Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Palla al centro. Incornata. Tutto fermo, offside. Beh, questa volta è stato colto in fuorigioco, ma avrà sicuramente altre occasioni. Il portiere la calcia lontano. Purtroppo Michelotto ha fatto 2 errori imperdonabili. Ho sbagliato anche io i cambi comunque, pensavo fosse più tardi. Questo ci costerà lo scudetto, ragazzi. Devastante proprio. Devastante. I giochi sono ancora aperti. Non è nient'altro da dire, ragazzi. Dipende dal talento dei singoli. Una giocata può anche decidere la partita, può valere la vittoria. Sì, ci vuole più che un miracolo adesso. Vincere e sono soprattutto ben disposti in campo. Francone. Di solito Francone ha fatto un cazzo sta stagione. Sarebbe Sarebbe importante sbloccarsi così, ma la squadra adesso la sento di una pesantezza inaudita. Lungo del portiere. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Fallo, nessun dubbio. Incredibile, buttiamo via la 6 punti di vantaggio. Mi fa anche Mencarelli ci sfotte anche, ma fa anche bene adesso. Incredibile. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Vuole la profondità, si coordina per il tiro. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Il fuorigioco c'è. Il portiere la calcia lontano. Parolo. Prova il tiro. E il portiere c'è. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Radu. Cerca la profondità, sulla fascia. Non c'è fuorigioco, si va. Si libera la grande. Fallo! Ma va a fare in culo! Ma va a fare in culo! Ma va a fare in culo! E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. È stata una partita ricca di gol, nessuno è riuscito a prevalere. Quando una gara Da finisce 4 a senza 2, vincitori, lascia sempre un po' di amaro in bocca all'una o all'altra squadra. Psicologicamente è più pesante Io credo per che noi, oggi i però. giocatori in campo non si Peccato, il possono gol del risolvere Bode però.
sempre con assist È davvero magistrale, tutto però per questa sera. perde un po'. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Non vinciamo né all'andata né al ritorno con la Lazio. Incredibile, incredibile, incredibile. Incredibile, incredibile. Meno male che le altre rallentano, però. Che botta, ragazzi. Michelotto, purtroppo gli errori, cioè, tanti errori, ma i due dei gol, gli ultimi due veramente, cioè, è che ho fatto sbagliato i cambi, purtroppo ero convinto mancasse meno tempo. Mi sono gasato troppo al gol e ho sbagliato anch'io. Beh, pesante questa sì, ragazzi, pesante. Molto, molto pesante. Raga, chiudiamo qua, Lazio oggi non riesco a fare l'intervista, però la prossima volta mi piacerebbe sentire proprio Alessandro la merda, Mencarelli. Sei coglioni, vieni con noi a parlare. Peccato. Ok, Mencarelli, ti aspetto. E voglio vedere cosa sarei capace di. Che frasi tirerei fuori per salvare veramente uno schifo. Ma non perché hai fatto i gol, hai fatto il tuo dovere, ma perché proprio hai goduto nel vederci nel baratro. Ragazzi, buonanotte a tutti, è stato meraviglioso. Ci salutiamo con l'amaro in bocca da 4-2 a 4-4. Però una cosa è certa, Mencarelli ha dimostrato di non essere più uno di noi. Ragazzi, buonanotte e vi saluto così. Ma scusate, ma perché Paul Mangai non ci spara un video su Alessandro Mencarelli? Vai Paul, ti sguinzagliamo. Ora, tocca a te. Ciao ragazzi.